Si recupererà il rapporto con i cespugli, con Pisapia? Si può fare finalmente una formazione di sinistra oltre il PD seriamente che possa in qualche modo condizionare le politiche future del partito di centro? Sì, questa credo che è una strada che è nelle cose, perché basta guardare la gente a cui ci rivolgiamo, e tutta la gente del centro-sinistra che in Italia non è più andata a votare, per un motivo molto semplice, perché vuol capire che cosa vuol dire votare oggi il PD. Gli stiamo offrendo un'altra opportunità, l'idea che possa esserci nel centro-sinistra una forza saldamente di sinistra e civica, plurale, larga, capace poi di rivolgersi anche il PD, però condizionandolo sui programmi. Certamente non si può andare avanti sulle politiche di questi 3 anni qui, se poi il PD non vorrà andrà dove lo porta il cuore, noi a destra non ci andiamo. Continuerà l'appoggio politico a Gentiloni, alle politiche di Gentiloni? Ma insomma, ho già detto, noi non abbiamo nessuna intenzione di far saltare il governo in un paese che non ha ancora la legge elettorale, no? C'è un piccolo particolare, perché noi abbiamo bisogno della legge elettorale per andare a votare. Detto questo però a tutti i prezzi no, adesso abbiamo cominciato a distinguerci non tanto sui voti di fiducia ma con la nostra posizione sui diversi contenuti, nel caso dei voucher anche sul voto di fiducia. L'altro giorno sulle banche noi non abbiamo digerito quel provvedimento, siamo stati contrari. Attualmente noi siamo interessati soprattutto al tema economico e sociale e ci predisporremo a presentare una nostra idea, piattaforma, sul lavoro fondamentalmente e lì ci misureremo, perché se uno dice che dobbiamo stare in maggioranza però ci ascoltassero anche qualche volta, perché se no non è che a tutti i prezzi possiamo starci. Come valuta questa iniziativa? Lei oggi ha ritenuto appunto di partecipare a questo incontro con Bersani qui ad Agrigento? Intanto è un'iniziativa importante perché c'è la necessità di ricostruire una sinistra che rinnovi la sua identità, rifondi le ragioni di un'alternativa politica e sociale per la Sicilia e per l'Italia dopo i disastri provocati dalle destre e la deriva di Renzi sempre più moderata e centrista. Ma io penso che questa iniziativa è importante anche perché punta alla formazione culturale. Oggi noi abbiamo bisogno di ricostruire una cultura politica della sinistra. Abbiamo bisogno di ricostruire un'identità che sfidi sul terreno dell'innovazione anche il centro-sinistra e da questo punto di vista lavorare anche sull'analisi delle trasformazioni sociali, sull'analisi delle trasformazioni politiche è un compito straordinario ed è importante che parta da Agrigento. Da questo punto di vista l'iniziativa voluta da Capodicasa è importante per tutta la Sicilia.